Prossima gara in programma sono i 100 d'orso ragazzi femmine. Sono previste 5 batterie. Nella prima troviamo Anna Piccolo in corsia 3, Angela Antoniazzi in 4, Giorgia Merotto in corsia 5. E allora l'ultima prova per quanto riguarda la farfalla, si passerà poi, come ricordato da Giulia, ai 100 d'orso. Corsia 4 c'è Vacilotto Stefano per il Nord-Est H2O in netto vantaggio sul resto del gruppo, lanciatissimo verso una bella prestazione già a partire dalle batterie della mattina. Vacilotto 55 e 36. Townsend 58 e 42, terzo nella classifica generale. Amadei 58 e 88, quarto nella generale.